Le coppie sono pronte, i centri veneti anche. Il sì alla fecondazione eterologa, annunciato ieri, è in attesa delle linee guida. Poi oltre 500 coppie venete potrebbero sottoporsi al trattamento ed il ticket che le coppie sterili dovranno pagare per sottoporsi alla fecondazione eterologa verrà stabilito in base al reddito. La delibera che è stata accettata, che è stata votata all'unanimità a livello della Commissione Salute e poi dai presidenti delle regioni può dare il via alla effettuazione di questa metodica e bisogna che adesso le singole regioni recepiscano la delibera, però è possibile. Anche nella nostra regione i centri per la procreazione medicalmente assistita, ai quali potranno rivolgersi le coppie con problemi di infertilità, sono già attrezzati per erogare la fecondazione eterologa. E dal punto di vista tecnologico noi siamo già in grado di fare queste cose da domani mattina, nel senso che in fondo sono tecniche che noi già facevamo, appunto vi dicevamo, con le omologhe, cioè con gli spermatozoi ovociti della coppia, e quindi per noi tecnologicamente non c'è nessun problema. Finora in Veneto si sono portati a compimento 5.500 cicli di fecondazione omologa all'anno. Per ciò che riguarda la fecondazione eterologa, si stima che ne faranno richiesta 500-600 coppie all'anno. Abbiamo considerato che tutti quanti i centri che effettuano procreazione medicalmente assistita, riconosciuti dalla Regione, riconosciuti dall'Istituto Superiore di Sanità e quindi nelle regole più assolute, possono essere centri che possono erogare l'inseminazione artificiale eterologa. Una rivoluzione che vede i cittadini divisi tra nuove possibilità della scienza e dubbi etici. Sì, sono favorevole. Perché? Perché credo che corrisponda al desiderio di molte persone di avere un bambino. Sono contraria, anche perché comunque c'è una selezione naturale e quindi significa che va bene così. Bisogna comunque accettare quello che la natura ci dà.